Seconda corsa del programma odierno di questa 13ª giornata qui all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, 13ª giornata 2026. La seconda proposta è il premio Pitagora, è una corsa riservata a femmine europee di 3 anni, non vincitrice, di 3.000 euro in carriera. Partenza con l'autostart che ha già richiamato i concorrenti e si sta avviando a percorrere la curva per completare l'allenamento. Andiamo a vedere il campo dei partenti, sono 7. Con numero 1 I Am Different, interpretato da Mario Greco, col 2 Ivi Saur con Fabio Scatolini, 3 In Love Bigi Giuseppe De Filippis, 4 Ischia degli Ulivi Alberto Garruto, 5 Io Levo L Marco Pignatelli, 6 Ilaria dei Grepi VP dell'Annunziata conclude la prima fila. In seconda fila la più appoggiata Imu Rosa con Massimiliano Castaldo. La macchina sta accelerando e accompagna i concorrenti a quella che è la partenza. Si chiudono le ali dell'autostart, i più veloci sono il 2, il 3 e il 5, cioè Ivi Saur, Love Bigi e Io Levo L, mentre sembra prendere la prima posizione Ivi Saur a contenere quella che erano le velleità di In Love Bigi, che rimane di fianco appunto al numero 2 che ha preso la prima posizione. Segue alla corda I Am Different e gli altri a seguire. Primi 200 metri in 15,2 quando In Love Bigi purtroppo perde l'andatura e salta di galoppo, quindi rimane davanti a tutti Ivi Saur, precede il numero 1 I Am Different, mentre alla destra incomincia a muovere le acque Io Levo L che chiede strada, non sembra ottenere grandi resistenze, per cui prende dopo 400 metri la prima posizione Io Levo L quando siamo a un secondo paletto da 15,9, quindi preso in tutta tranquillità, e ci avviamo ai 600 metri quando incomincia ad arrivare Imu Rosa. 47,1 per i 600 Numero 3 metri, In la Love curva in Bigi 16 e squalificato. se la dà un po' a gambe Io Levo L perché cerca di contenere l'avanzata di Imu Rosa. Li segue molto da vicino Ivi Saur, un po' più distaccato abbiamo I Am Different, poi il numero 4 di Ischia degli Ulivi. Siamo a 1,1,8 per gli 800 metri, le posizioni rimangono quelle, aumenta sicuramente la velocità perché il paletto è passato in 14,7 e ci avviamo al chilometro che viene raggiunto ora. Il chilometro in 1,16,9 con un paletto in 15,1, quando sempre davanti a tutti il leader Io Levo L è attaccato con sempre maggiore decisione da Imu Rosa. Imu Rosa e Io Levo L, quello che era il match prefissato, seguiti molto da vicino per Ivi Saur, quindi altri 200 metri in 15,3, si entra nell'ultima curva con la sfida che diventa sempre più appassionante, mette forse già qualcosa davanti Imu Rosa, ma tiene assolutamente con grande indole Io Levo L. Si entra in retta d'arrivo con la curva passata in 16,1, se la prende tutta comoda Imu Rosa che prende la prima posizione, ma si deve difendere da Ivi Saur che ci riprova. Dopo un'ottima partenza Ivi Saur prova a insidiare Imu Rosa, ma il palo arriva e quindi se la porta a casa la debuttante Imu Rosa. Prova di qualifica in 1,16,4, vince molto bene la prima qua all'Arcoveggio. Massimiliano Castaldo, lo guardiamo ancora in slow motion, sembrava facile al traguardo, ma invece la rimonta imperiosa di Ivi Saur l'ha messa un attimo in difficoltà. Comunque vince di una testa abbondante, al terzo posto il numero 4 di Ischia degli Ulivi a precedere Io Levo L, un po' venuta a mancare gli ultimi 300 metri.